e vi affiancheremo anche meglio in futuro. Allora possiamo contare su di voi in futuro? Partiamo con una promessa. Siamo sempre ad Anuga col dottore Leone per la promozione di questa bellissima nostra terra che è la Sicilia. Senz'altro, siamo qui ad Anuga 2023 con 20 aziende di eccellenza del nostro territorio che riguardano parecchi prodotti, quindi andiamo dal formaggio all'oliva, al pistacchio di Bronte, agli agrumi, diciamo tutte le eccellenze del nostro territorio. Il Dipartimento di Agricoltura crede molto nella promozione presso queste importanti fiere internazionali. Abbiamo portato 20 aziende in questa importantissima manifestazione che è una delle più importanti a livello mondiale. E contiamo in futuro di potenziare anche questa attività di promozione a livello nazionale e internazionale per valorizzare al meglio quelle che sono le potenzialità sia del settore produttivo che della trasformazione della nostra regione. Quali sono i piani per il 2024? Che progetti avete? Continuare con questo tipo di manifestazione, sia l'assessore San Martino sia il direttore Cartabellotta già stanno mettendo a punto il nuovo piano di promozione per il prossimo anno, anzi per i prossimi anni, perché abbiamo intenzione di fare una programmazione a livello pluriennale in modo da poter pianificare meglio gli interventi e renderli più efficaci. A questo si affianca naturalmente l'attività di sensibilizzazione presso i nostri stakeholders, cioè i nostri produttori e trasformatori. L'obiettivo è sempre quello di fare conoscere meglio le nostre eccellenze, aumentare il valore aggiunto naturalmente dei produttori primari e dei primi trasformatori, in modo da far sì che l'agricoltura e il settore produttivo collegato all'agricoltura, quindi tutto l'indotto, nei prossimi anni possa avere sempre uno sviluppo maggiore. Noi come Compro Siciliano vi abbiamo seguiti quest'anno, ci occupiamo di questo racconto dei produttori, della produzione, una narrativa, sono loro gli stakeholder. Qual è il vostro punto di vista come assessorato per questo lavoro che noi abbiamo Siamo svolto molto soddisfatti in autonomia? e mi pare che vi stiamo affiancando e vi affiancheremo anche meglio in futuro. Allora possiamo contare su di voi in futuro? Partiamo con una promessa. Grazie. Allora abbiamo incassato una disponibilità. Grazie e complimenti. Grazie, arrivederci, A voi. grazie a voi, arrivederci.